Questo qua è bellissimo, questo cedro qua è bellissimo. Questo è un cedro? Sì. Ah sì? Quanti anni ha questo cedro? Ma anni, in realtà grosso modo avrà gli anni che ha questo tasso qua. Solo che chi passa di qua viene ovviamente colpito dal cedro che è maestoso, altissimo. Veramente alto, almeno maestoso. 30 metri. 30 metri. Almeno. E che diametro avrà? Circonferenza, penso qua siamo sull'ordine dei 5 metri di 5 circonferenza. metri, caspita. Allora, Sebastiano Sandri è una guida naturalistica che oggi ci porterà a scoprire la montagna vicentina di Recoaro. Siamo a Recoaro, amici, qui a due passi ci sono le fonti, ovviamente Recoaro è famosissima per la sua acqua, ma qui ci sono anche delle montagne bellissime. Eh sì, perché Recoaro è circondata dalle montagne. Recoaro è nota per l'aspetto legato all'acqua, per l'appunto, però è anche l'unica località termale veneta che è anche località montana. Ecco, qui a che altitudine siamo? Ma poi siamo a 450 metri, il centro, alle fonti invece siamo a 500 metri. 500 metri. E su in cima, sulla zona del Carega, si arriva a oltre i 2200 metri, là in alto. Oltre 2200 metri. Scusi, io so che questo parco ha delle piante che sono sia diciamo autoctone, Sì. ma anche piantate un po' di tempo fa da un architetto importante. C'è stato un progetto importante del Caragarona Green del 1800 che ha così strutturato il parco così come lo conosciamo noi. Però ovviamente ci sono un sacco di alberi e piante in generale autoctone che entrano quindi in modo naturale, per cui trovi un mix. Ecco, per esempio, quelle autoctone quali sono? Ma trovi dal tiglio al frassino, qualche faggio. Mentre il cedro? Il che abbiamo cedro visto invece prima? assolutamente no. Assolutamente I cedri no. vivono in altre parti del mondo, però siccome sono molto belli, da qua lo vedi quanto è alto, Mamma mia, altissimo. vengono È piantati la pianta nei- più alta che c'è nel Penso parco, proprio di sì. sì. Meravigliosa. Però ti dicevo prima che pur essendo alto maestoso il tasso che è meno della metà ha grosso modo la stessa età, solo che il tasso a differenza del cedro cresce molto lentamente, per cui lui cresce piano piano piano, non diventerà mai grande e maestoso come il cedro, però ha la stessa età. Mentre questi sono Ah, sto qua sono tutte cose, piante ornamentali. un po' come Qua le c'è il ortensie bambù, che... ad esempio. Guarda quante ortensie, so che Recoaro è famosa proprio Qua per è famosa questo, per le vero? ortensie, esatto. Ma qui ci sono funghi, la curiosità. Sì, Io sono solo appassionata. Ci sono anche molti fungaioli per Ah cui- sì, davvero? Ma che funghi troviamo? Ma trovi un po' le specie classiche, dai chiodini, qualche porcino, prataioli, eccetera. Mentre per quanto riguarda la fauna? La fauna c'è molto in realtà, molto più di una volta. Quando ero ragazzino io c'erano molti meno animali rispetto ad adesso. Adesso si è ripopolato? Si è ripopolato in modo naturale, ma anche in qualche modo con l'aiuto nostro, ad esempio le marmotte, Dai. che adesso sono numerose, i camosci in alto, sono specie che sono state reintrodotte, per cui adesso ne trovi tantissime. Immagino che ovviamente bisogna venire magari all'alba. O, insomma, Bisogna venire in momenti un po' particolari, certo. Esatto, poi magari spaventati dalle nostre voci oggi non riusciremo a vederli. Sì, Però esatto. magari... ascolti, io so che fate anche delle guide, cioè chi viene qui a Recoaro può, grazie Sì, noi siamo un alle gruppo di guide naturalistiche e guide alpine, e facciamo questa attività di accompagnamento, lavoriamo molto con le scuole, con i bambini, ma anche con gli adulti, con gruppi, con singoli, eccetera. Quanto si estende? Per quanto si estende questo parco? Il parco è circa 220.000 metri quadri, 220. intorno al compendio delle fonti. E chi se ne occupa? Se ne occupa. Perché immagino che ci vada fatta ovviamente manutenzione, no? Sì, se ne occupa il personale. Un che bosco lavora sano fuori. e un bosco, come Ovviamente dire, ci sarebbe che viene ta- anche, voglio dire, sì. ci sono degli alberi che vanno tagliati, insomma. Certo, ci sarebbe ovviamente tanto da fare, però si fa quello che si può. E quindi chi se ne occupa, dicevi? È il personale. Il personale delle del... fonti, sì. Ah, però. Beh, insomma, mi sembra che facciano un ottimo lavoro. C'è qualcos'altro che ci puoi raccontare, Sebastiano, riguardo questo ambiente che sembra quasi incontaminato? Bah, c'è un discorso storico che magari poi riprendiamo quando siamo giù, perché c'è un bunker che ci racconta le storie della Seconda Guerra Mondiale. Quindi giù alle fonti. questi luoghi sono stati protagonisti della Seconda Guerra Mondiale? Sì, perché Recoaro nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale è diventata il centro dell'alto comando tedesco. Alto comando che vuol dire qua c'era chi dirigeva le truppe
dislocate Sì. in tutto il nord Italia, la linea gotica. La famosa linea gotica era sediamo. comandata da chi stava a Recoaro. E le fonti erano proprio il punto strategico, il punto nevralgico, il cervello di questo alto comando, e alle fonti avevano fatto dei bunker, ovviamente per proteggersi da attacchi aerei, soprattutto alleati, e da qualche anno è stato così restaurato, rimesso un po' in ordine, il bunker comando. Quindi è possibile visitarlo? Sì, poi faremo un giro, vediamo un po', c'è anche una piccola mostra fotografica dentro che ci racconta soprattutto gli eventi del bombardamento che c'è stato ad aprile del 45, quando gli americani sono giunti sui cieli di Recoaro e hanno colpito duramente le fonti. Quindi questo, Hanno fatto un questa bombardamento postazione? chirurgico, molto Sì. più chirurgico di quelli che fanno adesso, perché hanno colpito solo le fonti. E da lì questa botta molto grossa, importante, è stata quella che ha così segnato la fine della seconda guerra mondiale, nel senso che qua hanno deciso di arrendersi e di mandare 2 emissari che a Caserta hanno firmato la resa per le truppe tedesche in Italia. Insomma, Sebastiano oggi ci hai fatto capire come questo luogo non sia solamente bello dal punto di vista naturalistico, ma abbia anche una storia da raccontarci. Certo. Allora io ti ringrazio, grazie a Sebastiano Sandri. Una domanda prima di lasciarti: per chi volesse venire a visitare questi posti e contattare le guide, come può fare? Beh, c'è il sito nostro che è www.csleguide.it, sta per Centro Servizi Le Guide, oppure basta chiedere all'ufficio IAT Recoaro, lì le ragazze hanno tutti i riferimenti. Tutti i riferimenti, tutte le informazioni. Ti ringrazio, seguiteci perché il nostro viaggio qui nella montagna vicentina continua.